Super Sport, però meno male tutti e due si sono alzati e sono qui sul palco per voi oggi. Però prima di tutto facciamo un applauso al vincitore della gara Super Stock 1000, già campione del mondo, si chiama Ayrton Badovini, eccolo qua, BMW Motora, però un altro vittoria, 9 su 9 quest'anno. Adesso facciamo un applauso anche ai tre protagonisti della gara Super Sport. Il terzo posto Eugene Lavati, Parkalga Honda. Secondo posto il suo antagonista rivale Kenan Sokollu dalla Turchia, Hans Vincent Honda. Metterci qua così mettiamo, ok, non c'è problema. E il vincitore per la prima volta nel Super Sport, Michele Piro! Allora, cominciamo con Ayrton, 9 su 9, un ottimo risultato in questo, diciamo, partnership italo-tedesco. Però cosa è successo nella gara? Zanetti ti ha dato qualche incontro ravvicinato, no? Ciao a tutti, sì dai, oggi è stata una gara particolare, eravamo velocissimi in prova, in gara lo siamo stati, ma abbiamo avuto un piccolo problemino e non siamo riusciti ad andare via. Lorenzo è stato con noi tutta la gara, è stata una gara difficile, poi un contatto che ha fatto aspettare un pochettino la molla fino alla rimonta. 9 su 9 è un ottimo risultato, manca ancora una gara, 10 su 10 sarebbe ancora meglio, no? Beh, pensavamo di farle tutte già la terza o quarta gara, quindi iniziamo a pensare, sicuramente adesso ci pensiamo seriamente. Va bene, un applauso a Ayrton Badovini e